Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, gara 1 di playout tra Fotodinamico Cagliari e Treofan Battipaglia. Dunque un anno dopo i Pirati sono ancora qui a giocarsi la salvezza, stavolta l'avversario non è Vicenza come accadde nella scorsa stagione, bensì la Treofan Battipaglia, squadra che ha concluso la regular season con 12 punti, 6 in meno dei Pirati, che dunque possono godere del vantaggio del fattore campo particolare, perché non si gioca più al Palapirastu proprio per aver maggiore apporto da parte del pubblico. Si è optato per il Palacus più compatto, più accogliente sotto certi punti di vista, e Palacus che è colmo quasi in ogni ordine di posto. La palla a 2 con il primo possesso conquistato proprio dalla Fotodinamico, che gestisce con Domenico Marzaioli. Sale subito Vanuzzo per il pick and roll, poi mette palla per terra. Il capitano della Fotodinamico va fino in fondo, riceve la stoppata, ma c'è stato anche il fischio arbitrale, dunque fallo, se non abbiamo interpretato male la segnalazione proprio su Manuel Vanuzzo, subito in lunetta. Sentite in sottofondo davvero il grande incitamento del pubblico di casa. La Fotodinamico non può sbagliare quest'oggi per provare a chiudere i conti già in gara 2 mercoledì a Battipaglia in casa della Treofan. Palazzauri peraltro già violato nella prima sfida di regular season. Errore col primo libero per Vanuzzo, segna invece il secondo. Dunque 1-0 Fotodinamico in questo avvio di partita. Primo possesso per la Treofan, gestisce in cabina di regia Andrea Murolo, arrivato a stagione in corso da Isernia. Poi prova a mettere palla per terra Mattia Norcino, uno dei più attesi e temuti alla vigilia da parte della formazione bianco-blu. Altro intervento da parte della coppia arbitrale, pallone che viene assegnato alla Treofan per la rimessa in gioco dalla metacampo offensiva. Anumba va a servire con il numero 9 Kevin Cusenza, e poi ancora Murolo attende l'uscita dai blocchi di Norcino. Bel tiro con parabola alta, ma ha sbagliato, rimbalzo difensivo per Manuel Vanuzzo, e poi riparte la Fotodinamico affidandosi a Mauro Graviano. Chiamato lo schema 1, Marzaioli a lavorare sul blocco di Samoggia, riblocco del 21, gioco a 2 con Samoggia che sale alto, attacca il ferro con aggressività ma non riesce a trovare i 2 punti. Allora la transizione di Battipaglia, Norcino non riesce ad affondare, allora rinizia in punta dove c'è Kevin Cusenza. Murolo sul pick and roll, o meglio il pick and pop con Cusenza, sbaglia il tiro dalla lunga distanza, rimbalzo lungo per Graviano, ci riprova la Fotodinamico. Samoggia finta il giro dorsale, il tiro in fadeaway a segno. Questo è uno dei suoi tiri preferiti. 3-0 Fotodinamico, e applaude il pubblico del Palacus. Allora ci riprova Cusenza, Anumba qui accoppiato con Mauro Graviano. Norcino vuole il post basso di Visentin, lavora contro Vanuzzo, buona la tenuta difensiva del capitano che induce all'errore l'avversario. Il pallone conquistato da Samoggia, poi Marzaioli stoppato, ma riesce comunque a ottenere la rimessa dal fondo. Marzaioli non è riuscito a chiudere questa transizione. Poco male per la Fotodinamico, che può rimettere in gioco con Meo Trionfo. Riceve ora il pallone l'ala di Mesagne, e poi va a lavorare dal post contro Norcino. Una buona soluzione qui, attaccato il mismatch, tiro leggermente troppo lungo per il pugliese. Allora Norcino lavora bene qui su questo pick and roll, tocca Visentina, rimbalzo, una sorta di tap-in. Sfortunato qui, sfortunato anche Giuliano Samoggia, che è l'ultimo a toccare, e dunque rimessa da fondo campo per la Treofan Battipaglia con Vittorio Visentin, il lungo di coach Porfidia. Qui attacca dal post basso, mette palla per terra, Cusenza contro Samoggia. Irregolare il suo posizionamento secondo i due arbitri. Allora altra rimessa, si rimane lì. Sempre con Vittorio Visentin a eseguire. Uscita di Cusenza, cerca di servire Murolo che spinge su Graviano. Allora arriva il fallo in attacco
tanta pressione di Graviano su Murolo, che ha fatto male alla Fotodinamico quando vestiva la canotta di Isernia. Comunque lo conosce bene coach Fioravanti, e anche Graviano, che è andato subito con la marcatura molto fisica. Poi si è preso anche il fallo in attacco. Samoggia qui contro due, fatica ad addomesticare questo pallone. La chiamata arbitrale stavolta premia la Treofan Battipaglia, che può rimettere da zona difensiva. Battipaglia che ancora non è riuscita a realizzare in questo inizio di partita. Ci riprova ora con Murolo, che ha già chiamato lo schema. Prova a uscire dai blocchi Norcino, marcato però bene d'anticipo da Graviano. Riceve solo ora il numero 0 Visentin. Attacca a trionfo dal post basso, il lavoro in avvicinamento a canestro, ancora un errore sotto misura. Anumba a rimbalzo non riesce a correggere. Dall'altra parte Graviano, Samoggia prova a prendere posizione, non c'è lo spazio. Vanuzzo, poi Marzaioli, ancora post basso per trionfo nell'accoppiamento con Norcino. Ottimo ribaltamento, Samoggia da 3 punti a segno, esplode il pubblico del Palacus. 6-0, inizio convincente della Fotodinamico. Qui tiro ben costruito, palla in post, la difesa collassa leggermente, allora c'è spazio per la tripla di Giuliano Samoggia. A segno Cusenza, prova a prendersi la penetrazione centrale, lo fa con grande efficacia. Arriva il primo canestro della Treofan in questa partita. Allora si sblocca anche la squadra campana. In punta Vanuzzo vede il canestro, altra tripla, la seconda consecutiva dopo quella di Samoggia. Questo è il tiro classico di Manuel Vanuzzo, portato oltre l'arco, tripla frontale, è il suo marchio di fabbrica. Il pallone in post basso lo avrebbe voluto Anumba, si prende invece la tripla Norcino, un po' di sfortuna per lui. Anumba controlla poi il rimbalzo d'attacco, una sorta di pallone vagante, semigancio con la mano destra vincente. 9-4 il punteggio sul tabellone del Palacus, mentre attacca Marzaioli. Il pick and pop con Vanuzzo, restituisce il pallone al giocatore campano, si prende la tripla, ancora a segno Domenico Marzaioli per il 12-4. Fotodinamico Cagliari. Qui doppio post alto nell'ingresso del gioco offensivo per la Treofan, poi pick and roll laterale, a servire Cusenza 1 contro 1 con Samoggia. Altro tiro cadendo all'indietro, gran morbidezza di tocco qui per il giocatore in maglia blu-arancio. -6, 12-6. Marzaioli con il pallone tra le mani, poi Graviano va ancora a esplorare il post basso di trionfo. Il passaggio di apertura per Giuliano Samoggia, funziona bene l'asse trionfo Samoggia. Ottime letture da parte del giocatore in canotta numero 10. E Samoggia dal canto proprio in gran ritmo con il tiro dall'arco. Qui lo scarico sotto per Visentin, segna con il fallo. Reazione Battipaglia che accorcia sul 15-8. Bella struttura fisica per Vittorio Visentin, tanta forza nella parte alta del corpo, che ha tenuto bene il contatto. 2 punti più la possibilità di avere il libero supplementare. Davvero ottime percentuali in questo avvio di partita per la squadra di coach Fioravanti. Non era scontato, visto che il pallone oggi pesa il doppio. Anche il libero aggiuntivo viene realizzato intanto da Visentin. Allora -6 Battipaglia, 15-9. Graviano, Vanuzzo oltre l'arco, attende l'uscita dei blocchi di Marzaioli. Il pick and pop con Samoggia, che poi mette palla per terra, palleggio, arresto e tiro ben eseguito ma ha sbagliato. Buono il lavoro a rimbalzo difensivo di Anumba. Murolo è già dall'altra parte. Il lavoro sul pick and roll con Visentin, poi errore con il tiro dalla media distanza. Graviano attacca in transizione, va fino al ferro e segna. Gran canestro per Mauro Graviano. E arriva il time out chiamato da coach Porfidia sul +8 Fotodinamico. 17-9 il punteggio.
Ritornano in campo le squadre dopo il time out. Applausi per l'inizio di gara della fotodinamico. Abbiamo parlato delle alte percentuali, ma favorite anche da tiri ben costruiti, ben presi. Gran protagonista soprattutto Giuliano Samoggia, che ha beneficiato però delle ottime letture, come più volte analizzato, dal post basso di Meo Trionfo. Si riparte, ora c'è Di Capua sul parquet per la Treofan. Cusenza ora in direzione del numero 5, si allacciano nel pitturato in due. Anumba finisce giù, arriva il fallo segnalato dalla coppia arbitrale. Qui Trionfo si lamenta per una trattenuta in precedenza. Anche Capitan Vanuzzo va a dirgli qualcosa. 17-9, ricordiamo il punteggio in favore della Fotodinamico Cagliari. Visentin rimette in gioco per Cusenza e poi Di Capua. Norcino spara da 3 punti a segno, gran mano per Norcino. Deve stare attenta la squadra cagliaritana, non concedere troppo questa soluzione. Mattia Norcino a segno con ottime percentuali nella sfida dello scorso febbraio al Palapirastu. Ancora un grande scarico di Trionfo dal post basso, stavolta per Manuel Vanuzzo, pronto a recapitare a segno il layup del meno 7, del più 7, chiedo scusa, 19-12, Fotodinamico Cagliari. Norcino legge il pick and roll laterale con Cusenza, palleggio, arresto e tiro a segno. Si sta accendendo Mattia Norcino. 19-14 e ripartono i pirati con Graviano. Il suo lavoro dal palleggio, arriva Marzaioli, accoppiato con Norcino, gli restituisce il pallone Vanuzzo, poi si apre per il suo consueto tiro da 3 punti, stavolta rifiutato dal ferro. Di Capua per Anumba, prende il centro dell'area con un bel movimento, ma movimento vanificato da una infrazione di passi, corretta a mio giudizio. Qui la chiamata arbitrale ci aveva provato Anumba, nulla da fare. Si riparte con la rimessa dal fondo. Bianco-blu, è sempre Graviano a gestire le operazioni in cabina di regia per coach Alessio Fioravanti. Tanta pressione qui per Di Capua, anche troppa, e allora arriva il fallo del numero 5. Vincenzo Di Capua, vittima di un infortunio abbastanza serio nella sfida di regular season al Palapirastu in seguito a un contatto del tutto fortuito con Luigi Cabriolu. Grande nervosismo in quell'occasione, per fortuna l'infortunio del giocatore della Treofan si è rivelato non troppo grave. Intanto ancora a segno con il tiro da 3 punti la Fotodinamico, stavolta la mette, e come Giuliano Samoggia, dovrebbe essere la terza tripla del suo primo quarto. 22-14, Norcino per Cusenza in punta, fa circolare per Anumba, si propone in post basso Visentin. Di Capua osserva la situazione, poi lavora sul pick and roll, spara da 3 a segno, risponde allora al fuoco nemico la Treofan con la tripla di Capua, che si presenta così in questa gara. 22-17 il punteggio, accorcia sul meno 5 la squadra ospite. Marzaioli linea di fondo, poi fuori Vanuzzo, bella circolazione perimetrale, Trionfo in ritmo, sbaglia, non riesce ad avventarsi sul rimbalzo offensivo Manuel Vanuzzo. Allora Di Capua si sente carico, ancora una volta sbaglia Anumba con grande atletismo, stava per far suo il pallone, ma è stato l'ultimo a toccare, anche se non è pienamente convinto della scelta arbitrale. Altro time out intanto in campo sul punteggio di 22-17, lo ricordiamo, in favore della Fotodinamico Cagliari.
1 minuto 32 secondi al termine del primo quarto, rimessa dal fondo fotodinamico e allunga la difesa Battipaglia per provare a mettere in difficoltà Graviano. Qui ha tirato su un raddoppio, per fortuna legge bene Graviano, anche se poi finisce ugualmente in situazione di difficoltà, non riesce a servire Trionfo con un passaggio di qualità, va a rincuorare il compagno. Trionfo paga dividendi dunque questo adeguamento difensivo di coach Porfidi. Ha subito una palla persa per i bianco-blu. Allora Di Capua per Anumba, Cusenza in punta, fa circolare per Di Capua, c'è Anumba ancora in post basso, occupa il centro dell'area invece Cusenza. Di Capua sul blocco di Visentin, palleggio, arresto e tiro cadendo all'indietro. Di Capua si è preso la squadra sulle spalle dopo un inizio non semplice e ora arriva il -3, 22-19. Vediamo come risponde la fotodinamico. Trionfo in punta, Samoggia qui non può prendere il tiro da 3 punti, allora sceglie di mettere palla per terra, è più rapido di piedi rispetto a Visentina, anche se qui sbaglia. Graviano con un gran lavoro a rimbalzo offensivo. Marzaioli sul pick and roll con Vanuzzo, prende il centro dell'area. Graviano prova il movimento sul perno, non c'è spazio per il tiro e nemmeno per la riapertura. Poi Trionfo con un mezzo miracolo era riuscito a servire pallone al compagno. La tripla non viene assegnata, tripla di tabella alla scadere di 24, il tempo era terminato. Allora si riparte sempre sul 22-19. Anumba, l'uscita dei blocchi di Capua, è pronto Visentin ancora per un altro pick and roll con Di Capua. Qui ottima la difesa sul pick and roll nella fotodinamico, dopo qualche canestro incassato è riuscita a prendere le misure. Il crossover devastante di Mauro Graviano a segno per il 24-19, punteggio che chiude allora il primo quarto positivo per larghissimi tratti per la squadra di casa, mentre Di Capua va a protestare vivacemente con le due giacchette grigie. Dicevamo +5 per i pirati dopo i primi 10 minuti di gioco. Inizia il secondo quarto a Saduchessa, si riparte dal 24-19 in favore della squadra guidata in panchina da Alessio Fioravanti. Pronto Romeo Trionfo a rimettere in gioco. Ha subito Di Capua a portarsi sulle tracce di Mauro Graviano. Ancora qualche istante di attesa. Ricordiamo allora come sono articolati questi playout. Si gioca una serie al meglio delle 3 partite. Il vantaggio del fattore campo è per la fotodinamica, ovviamente, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Gara 2 si giocherà mercoledì al Palazzauli di Battipaglia. Qui subito servito Samoggia, prova ad attaccare il canestro, costretto a riaprire per Marzaioli senza ritmo da 3, a segno Domenico Marzaioli. Davvero un canestro dal quoziente di difficoltà molto alto. Ha ricevuto uno scarico, una fucilata meglio di Samoggia. Avrebbe voluto forse giocare quel pallone ma non c'era spazio, allora tiro da 3 a segno comunque per Marzaioli. Davvero ottimo, probabilmente la sua miglior prestazione in maglia bianco-blu fino a questo momento. E ancora Graviano a segno, sente l'importanza della partita, lui che è un leader assoluto di questa formazione. Altri 2 da sotto per il +10, ora 29-19. Norcino, c'è anche l'ingresso in campo di Aldo Filippi ora per la Treofan Battipaglia. L'anticipo sul tentativo di ricezione in post basso qui per Visentin. È andato a recuperare il pallone invece Vanuzzo. Graviano, esce Marzaioli. Il blocco di Vanuzzo, tiro da 3 perso dalla difesa. Anche qui Vanuzzo sul movimento vero classico da parte sua. Esce Vanuzzo, esce Trionfo. Intanto c'è il primo ingresso in partita per Mirko Pilo.
sulla doppia cifra di vantaggio fotodinamico, 29-19. Anumba va a servire Murolo, tornato in campo ora per coach Porfidia. Movimento di Norcino che riceve in questo momento di Capua, pick and roll con Filippi, c'è spazio per Anumba che attacca forte il pitturato ma perde un po' il controllo del corpo, spara il pallone oltre la linea di fondo, palla persa. Treofan chiamata a fronteggiare allora in questo momento di nuova difficoltà sul meno 10 dopo che blu arancio erano stati capaci di trovare anche il meno 3, trascinati da Di Capua, protagonista di un ultimo primo quarto. Graviano dal palleggio per la fotodinamico, palla in mezzo alle gambe, c'è anche Passaretti per i bianco-blu. Il pick and roll qui molto ben giocato, Passaretti però non riesce a mandare a segno il layup da sotto, tiro da 3 punti qui rifiutato dal secondo ferro per Battipaglia. Allora Marzaioli prova ad attaccare in contropiede, poi c'è il buon rientro difensivo della Treofan, allora si attacca a difesa schierata, linea di fondo per Pilo che calpesta la linea di fondo, allora palla persa per i Pirati. Si riparte, Norcino ha servito Murolo, Norcino qui voleva un fallo, si lamenta, è andato a servire comunque ancora Murolo, il giro sul perno di Filippi che sfrutta il vantaggio di chili contro Passaretti, va a realizzare il primo canestro del secondo quarto per la Treofan, 29-21. Graviano, Samoggia, stavolta c'è Marzaioli, spalle a canestro contro Murolo, può sfruttare anche qui il mismatch, tiro con parabola altissima, sbagliato, finisce per terra Murolo dopo un contatto con Passaretti. C'è il fallo del 32 in canotta bianca. È sempre Andrea Murolo a gestire l'attacco della Treofan, ancora doppio post alto, riceve Anumba, finta il tiro da 3 punti Norcino, il blocco di Anumba, pick and roll con ottimo scarico per Filippi, a segno da sotto per il 29-23. Ha ripreso a lavorare bene in attacco la Treofan che vuole servire i propri lunghi vicino a canestro, verso soluzione a disposizione, tiro da 3 punti di Norcino, il palleggio, arresto e tiro di Capua, ma anche le ricezioni da sotto per Visentin e per Filippi. Qui il dialogo lo potete vedere tra coach Fioravanti e Mirko Pilo, la rimessa dal fondo e per la fotodinamico, vantaggio sul +6, 29-23 in questa fase centrale del secondo quarto. Graviano serve l'uscita di Pilo, accoppiato con Norcino. Graviano vuole palla in post basso per lavorare contro Di Capua, si va invece da Samoggia, davvero difficile da contenere quando mette palla per terra per i suoi pari ruolo avversari, e anche qui arriva il fallo. Lo stesso Graviano a rimettere in gioco per Marzaioli, sale subito Passaretti per il gioco a 2, Marzaioli lascia partire questo arcobaleno che però non trova fortuna, allora contropiede Treofan con Di Capua ad attaccare subito il centro dell'area, sbaglia e non di poco il tiro, l'ultimo tocco qui è stato di Samoggia che però aveva ricevuto il fallo da Filippi, allora il pallone ancora a disposizione dei Pirati, mantengono questo +6 fondamentale davvero in gara 1.
per le sorti della serie. Una partita che i pirati non si possono assolutamente permettere di sbagliare. Samoggia per Mauro Graviano. Sulle sue tracce c'è sempre Di Capua. Marzaioli va da Samoggia, la finta giro dorsale, poi tiro cadendo all'indietro, stavolta corto. Murolo dentro con la mano sinistra, errore. Cusenza non riesce ad arrivare sul pallone, controlla Pilo e si riparte con Graviano che ha chiamato lo schema pugno. Allora Marzaioli in punta, scambia ancora con Graviano. Il blocco, il riblocco di Samoggia, che prende ancora un tiro da 3 punti corto, ma recupera lui stesso il rimbalzo lungo e va a giocare a spalle a canestro contro Cusenza. Cercava lo scarico qui per Passaretti, la linea di passaggio non era perfettamente pulita, allora vanificata questa possibilità di allungare per la fotodinamico. Norcino in penetrazione con il fallo, se non abbiamo visto male, di Mauro Passaretti. Dunque dovrebbero esserci 2 tiri liberi stavolta a disposizione dalla Treofan. E così allora Mattia Norcino in lunetta sbaglia il primo, si rimane sul 29-23 in favore della squadra di casa. Dentro invece il secondo, allora rosicchia un punticino la squadra di Porfidia, 29-24. Meno 5 Graviano per Marzaioli, poi il piazzato dalla media per Vanuzzo sul secondo ferro, però allora Murolo dall'altra parte cede verso Di Capua da 3 punti. Norcino sul secondo ferro, rimbalzo di Vanuzzo che porta giù il pallone, lo strappa e poi il passaggio di apertura per Mirko Pilo. Marzaioli ha chiamato lo schema, va in penetrazione con la mano destra fino in fondo, sbaglia, c'è però per sua fortuna Passaretti pronto a correggere per il 31-24. Cusenza qui si apre in punta, di fronte a lui c'è Vanuzzo. Norcino vorrebbe servire il post basso di Visentin, gran giro dorsale lasciato sul posto. Passaretti, poi il semigancio a segno, davvero un gran lavoro qui per Vittorio Visentin. Bel canestro, 31-26. Marzaioli vuole vicino a sé Passaretti per il blocco che va a servire Vanuzzo. Ora il capitano a bloccare ancora per l'ex Brindisi. Allo scadere dei 24 Pilo si deve prendere la tripla, una distanza siderale, pallone sul primo ferro, non un grande attacco qui per la fotodinamico, perso un po' Cusenza, segna con il fallo, qui ingenuità per i bianco-blu che pagano dazio su questo rientro difensivo non puntualissimo. Nuovo meno 3 Battipaglia, 31-28 e possibilità di accorciare ancora con Kevin Cusenza. Segna anche il libero supplementare Cusenza, meno 2, 31-29. Ricordiamo che fino a questo momento la fotodinamico ha sempre avuto la testa dell'incontro. Graviano, Vanuzzo provava a servire Pilo, linea di passaggio sporcata rimessa in gioco da zona offensiva sempre per l'Accademia. Fuori Pilo, intanto c'è l'ingresso in partita di Riccardo Picciau, primo ingresso in partita in particolare per lui. Picciau per Vanuzzo, il consegnato non semplice per Marzaioli.
Passaretti va a bloccare per il 37, palleggio, arresto e tiro dalla media. Sfortunato qui Marzaioli, che ha iniziato con grandi percentuali, ora è in fiducia la Treofan, prova ad affondare la transizione, non ci riesce, però Norcino va a cercare palla. Graviano, Cusenza attacca con la mano sinistra, si getta sul pallone ancora Graviano e paga il sacrificio di Mauro Graviano, che riesce a ottenere la rimessa dalla zona difensiva. È l'emblema davvero della grande determinazione. Vuole mostrare in campo oggi la fotodinamico per riuscire a portare a casa questa gara 1. È il cuore di questa squadra, assieme a Fabio Villani, che però non è convocato per questa importantissima sfida, mentre avete visto un bel primo piano di Manuel Vanuzzo, capitano dell'Accademia, a segno anche lui con ottime percentuali, così come Giuliano Samoggia. Avvio di partita ben servito dai compagni, oltre l'arco dei 6,75. Ora un momento un po' di stanca della partita per gli uomini di Fioravanti. Marzaioli scambia proprio con Vanuzzo, accoppiato con Cusenza, allora può batterlo dal palleggio. Marzaioli però si accontenta di una tripla molto molto difficile con le mani in faccia dell'avversario. Vanuzzo prova a correggere, sbaglia, Visentin sale alto per controllare il rimbalzo, si riparte da Norcino, su di lui la pressione di Riccardo Picciau, chiamato a dare nuova linfa, verve, dinamismo, attacco in difesa di Capua, da 3 punti di Capua, segno, giocatore che sa giocare queste partite, e firma il primo vantaggio Treofan sul 32-31. Momento difficile per i padroni di casa, chiamati a una reazione, pick and roll con Picciau che viene stoppato in maniera clamorosa da Visentin. Allora Norcino non trova lo spazio per affondare la transizione e si rinizia da Di Capua. Battipaglia ora sta cercando di ribaltare l'inerzia psicologica della gara, servito dentro Visentin. Ora il ferro lo premia accogliendo il suo semigancio non semplice. 34-31, momento di rottura prolungata per la fotodinamica. Allora coach Fioravanti in maniera opportuna va a chiamare time out. Si torna a giocare allora sul +3, Battipaglia che ha ribaltato l'inerzia della partita e ora conduce nel punteggio dopo aver inseguito per larghissimi tratti. Ha segnato ora il pallone a Samoggia per la rimessa dal fondo. Graviano, Marzaioli, poi Samoggia, Picciau, rimasto sul parquet. Vanuzzo finta il tiro da 3 punti, poi serve Marzaioli, si va a esplorare ancora il post basso di Samoggia, giro dorsale, tiro con parabola alta, segno Giuliano Samoggia, cercato subito dalla fotodinamico nel momento di difficoltà. Ha tutto il talento per decidere questa serie. -1, allora per i padroni di casa 34-33 Di Capua, qui sbaglia il rimbalzo difensivo buono per Samoggia e poi prova a correre Graviano,
c'è però Norcino a sbarrargli la strada. Marzaioli controllato da Anumba. Graviano anche qui può attaccare, spalle a canestro, bello lo scarico per Vanuzzo, tiro in reverse però sbagliato dal capitano, forse anche con un contatto non esattamente limpido. Norcino attende l'uscita dei blocchi di Capua, ostruita, sportellate nel pitturato tra Visentino e Vanuzzo. Ora il tiro cadendo all'indietro molto corto, con il pallone raccolto da Vanuzzo. Marzaioli va da Samoggia ancora una volta contro Cusenza, altro tiro in reverse, segna con il fallo. Gran giocata di Giuliano Samoggia. Chiede scusa a Cusenza per il contatto duro, voleva impedire proprio questa giocata, ma c'era stato fischio in precedenza, allora tutto vanificato, non c'è il potenziale gioco da 3 punti per Samoggia. Picciau ha rimesso in gioco, scarico proprio per Picciau, difficile il passaggio dentro per Graviano che voleva un fischio arbitrale. Naufraga allora questo tentativo offensivo dalla fotodinamico di Capua dal palleggio in mezzo alle gambe, il lavoro sul blocco di Visentin, l'uscita, lo show difensivo un po' troppo aggressivo secondo gli arbitri. Emanuele Vanuzzo, rimessa Battipaglia con nuovo timeout chiesto da coach Porfidia. Si torna in campo per questa fase finale del secondo quarto. Sono 9 punti realizzati dai padroni di casa finora all'interno appunto della seconda frazione di gioco. Sono invece 15 per la Treofan Battipaglia. Rimessa in attacco per gli ospiti con Di Capua. Servito Cusenza, poi Norcino. Arriva il blocco di Visentin. Norcino da 3 punti di tabella, segno. Che canestro di Norcino. Per il vero premiato anche un po' dalla fortuna. Poi c'è stata una segnalazione da parte degli arbitri, forse un fallo di Graviano. Vedete, particolarmente perplesso per questa chiamata arbitrale. Tripla di Norcino allo scadere del secondo quarto. Non c'è altro da segnalare allora secondo gli arbitri. Dunque termina la prima frazione di gioco con Battipaglia avanti, la prima metà di gara meglio, termina con Battipaglia avanti sul 37-33. Inizia il terzo quarto a Saduchessa. Murolo a gestire il primo attacco della Treofan. Anumba vede Di Capua la finta di passaggio, poi studia la situazione. L'esperto giocatore in canotta numero 5 si propone Cusenza, non può ricevere. Murolo attacca forte. Marzaioli, tiro sbagliato poi dall'angolo, ma c'è l'extra possesso offensivo per la Treofan. Da 3 punti Di Capua a segno, si presenta così
nel terzo quarto Vincenzo Di Capua regalando il +7 alla fotodinamica, alla Treofan sul 40-33. Il blocco di Marzaioli per liberare nel cuore del pitturato Samoggia, fermato subito con il fallo. Graviano per Marzaioli, chiamata a rispondere la fotodinamico. Graviano attende l'arrivo di Samoggia, sempre in post basso, lavora contro Cusenza, tutti i mezzi per batterlo e lo fa, e come in questo caso per il -5, 40-35. Murolo, qui troppo spazio concesso per il tiro da 3 punti, davvero in maniera colpevole sul pick and roll, e allora punisce il playmaker ex Isernia. 43-35, +8, massimo vantaggio nella partita per il quintetto campano. La finta di passaggio, poi si butta dentro Samoggia a segno. Questo è un gran canestro da grande giocatore. -6. Murolo, Visentin va a bloccare per Di Capua, prova ad avventurarsi nel pitturato, stavolta è sfortunato Di Capua, rimbalzo difensivo per Vanuzzo. Marzaioli si arresta, attende l'arrivo di Samoggia da 3 in ritmo, sbagliato, tiro ben preso però in questo caso, transizione ben giocata dalla fotodinamico, non premiata però dal canestro. Anumba, Di Capua, la pressione di Graviano, il lavoro sul blocco di Visentin che poi rolla dentro Di Capua, rischia anche di perdere il controllo del corpo. C'è stato il fischio arbitrale per assegnare il fallo, il pallone dunque ancora alla Treofan Battipaglia. Cusenza riceve dopo la rimessa. Murolo qui accoppiato con Marzaioli, l'uscita di Di Capua dentro, alza questa parabola con una mano, ovviamente per l'interferenza poi di Samoggia, meglio andato a levare proprio il pallone che è ormai in discesa dalla retina. Canestro valido questo di Vincenzo Di Capua, il canestro del 45-37, trionfo. Voleva qui ancora coinvolgere Samoggia, che è molto sfortunato qui, secondo gli arbitri è l'ultimo a toccare, dinamica abbastanza controversa. Gli arbitri optano per concedere la rimessa ai blu-arancio. Di Capua per Murolo, raggiunge senza pressione la zona offensiva. Di Capua le finte, chiede a Visentin di spostarsi da quella posizione, infatti va a occupare l'altro lato il lungo della Treofan, che anche mani educate, lo fa vedere qui realizzando il nuovo massimo vantaggio nella partita per Battipaglia. 47-37, il pubblico encomiabile va a sostenere la squadra a gran voce, comprendendo il momento di difficoltà. Poi ancora un po' di sfortuna per i pirati, attacca la Treofan, forte del +10. Di Capua da 3 punti a segno dopo il pick and roll letale. Vincenzo Di Capua, 50-37, +13, time out, Fiore avanti e ancora rottura prolungata per i bianco-blu. Ripartono i bianco-blu con Graviano, c'è bisogno di una reazione. L'incitamento costante qui del Palacruz. Samoggia si butta dentro in penetrazione, guadagna un fallo. Murolo chiedeva un'infrazione di passi, movimento un po' al limite qui del numero 4 sassarese. 2 liberi allora per Giuliano Samoggia.
dentro il primo tiro e dentro anche il secondo. 39-50, più 11 Battipaglia, palla in mano con Murolo a gestire. Visentin blocca per l'uscita di Capua, poi Murolo è accoppiato con Marzaioli, pick and roll sempre con Murolo e Visentin protagonisti. Anumba si avventa sul rimbalzo, sbaglia, tap out di Issa Moggia, ma controlla ancora Murolo. Extra possesso Battipaglia, di Capua dietro la schiena. Lo show molto profondo di Trionfo. In questo modo la fotodinamico proverà a disinnescare il pick and roll a tratti letale di Battipaglia. Qui c'è un fischio a punire la difesa bianco-blu. Fischio che scontenta particolarmente Mauro Graviano. Qui il fallo di Graviano che cerca il pallone, finisce col franare leggermente addosso a Visentin. Fallo tecnico, una coppia arbitrale si prende la paternità di questo fischio. Tenendo Graviano in un momento di nervosismo, qualche parola di troppo evidentemente per lui. Fuori torna Pilo e di capo in lunetta, segna il libero. Ci sarà il possesso aggiuntivo ovviamente per Battipaglia. Cusenza ha servito Murolo, Anumba riceve, poi di Capua, palleggio, arresto e tiro dall'angolo. Entra veramente tutto ora a Vincenzo Di Capua, giocatore dalle indiscutibili doti, però va detto in questo momento gode anche di una particolare fiducia, sembra avere quasi un conto aperto con la fotodinamico già pesantemente punita nel corso della sfida di ritorno, la regular season. Qui naufraga l'attacco fotodinamico con un pizzico di lucidità che si è persa. Il tap-in di Visentin per il 55-39, più 16, ritoccato ancora il massimo vantaggio. Marzaioli da 3, Domenico Marzaioli, era il canestro che serviva questo per scuotersi dal torpore. Murolo, grande rapidità di Capua, stavolta va sul secondo ferro, sale alto per il rimbalzo difensivo Domenico Marzaioli, già chiamato lo schema. Il blocco, Manuel Vanuzzo si apre per il tiro da 3, poi mette palla per terra, palleggio, arresto e tiro a segno. 4 punti in fila per la fotodinamico ora che cerca di riprendere confidenza in attacco. Sul meno 11, 55-44. Cusenza ha battuto facilmente l'avversario diretto, concesso questo canestro in penetrazione centrale. Passo indietro difensivo ora per i bianco-blu. 57-44, più 13 per la squadra ospite. Time out chiamato da Alessio Fioravanti. Trionfo, poi Marzaioli cerca di uscire dalla pressione, ci riesce la fotodinamico. Pilo, Vanuzzo, qui lo scivolamento difensivo di Visentin viene giudicato irregolare.
Pilo ha rimesso in gioco verso Vanuzzo, va a tagliare verso la linea di fondo, poi riceve il consegnato. Pilo ancora da Vanuzzo, tiro da 3 aperto, molto corto però qui per l'ex capitano della Dinamo Sassari. Murolo dall'altra parte attende il movimento di Norcino. Poi ancora Murolo che vuole andare vicino a canestro da Visentina, anticipato Marzaioli, può correre, ancora in possesso del pallone il giocatore nativo di Maddaloni, il blocco alto di Samoggia, il cambio difensivo accettato da Visentin che resta con Marzaioli, si alza da 3, una tabellata qui per Marzaioli. Murolo qui subisce il fallo di Marzaioli. Più 14, Battipaglia, il primo va dentro per Murolo, dentro anche il secondo, 59-44. Marzaioli dal palleggio, fa vedere trionfo, riceve invece Vanuzzo. Samoggia impegnato nell'1 contro 1 con Norcino, in questo caso ha attaccato bene il mismatch e assegna ancora Giuliano Samoggia, sta giocando una buonissima partita. Cusenza, Murolo ancora da Cusenza, qui abbocca alla finta, secondo gli arbitri Vanuzzo con movimento difensivo irregolare. Ovviamente in bonus Battipaglia già da tempo, dunque ci sono 2 tiri liberi anche per Kevin Cusenza. Primo è sbagliato, tornato Filippi sul parquet per gli ospiti. Sbaglia ancora Cusenza, può riprovare la fotodinamico. Marzaioli dietro la schiena sulla pressione di Norcino, ancora un altro pallone in post per Samoggia, lavora contro Cusenza, lo fa molto bene, semigancio sinistro, assegno, canestro, altro canestro da fuori classe per Samoggia. Pian piano risale la china, quantomeno ci prova la fotodinamico. 59-48 ora dal palleggio Norcino, usa un po' troppo le braccia Pilo, fallo personale. Ancora un errore, il terzo consecutivo per Battipaglia dalla lunetta, stavolta dopo Cusenza tocca a Norcino, ottimo tiratore, dentro il secondo, 60-48. Prova a ripartire Marzaioli, Vanuzzo, e poi neo trionfo, movimento di Marzaioli che prova a sfruttare il vantaggio di centimetri con Murolo, penetrazione centrale invece per Pilo che realizza il meno 10, 60-50. Murolo, Cusenza e poi Di Capua,
Un palleggio con la mano sinistra, non trova spazio ce n'è tanto invece per Murolo, che grazia un po' qui la fotodinamica sbagliando il tiro da 3 punti. Marzaioli da trionfo prende il centro dell'area, segna con il fallo, lo squillo di Meo Trionfo. -8 con possibilità di andare a -7 ora. Questo è un altro movimento classico di Romeo Trionfo. Si gioca in un frastuono veramente assordante al Palacus. Segna il libero supplementare Trionfo, 60-53. Murolo, uscita di Norcino, il blocco di Filippi, lo show profondo ancora di Vanuzzo che poi recupera la posizione su Filippi, riceve lo scarico il numero 13 sull'adeguamento difensivo del capitano della fotodinamico, canestro con fallo qui per Filippi. Tra le proteste del pubblico, tra le lamentele anche di Trionfo, lo vedete. E tiene botta la Treoppa, non concede spazio per ora alla rimonta bianco-blu. I pirati stanno pure provando a mettere in piedi una partita che si è fatta complicata dopo un inizio assolutamente favorevole. Invece nuovo più 10 Treofan, 63-53. Marzaioli vede Vanuzzo, si va da Samoggia, qui un passaggio telefonato di Pilo, finora non la sua miglior prestazione dell'anno. Di Capua lavora anche col cronometro, il blocco di Filippi da 3 punti. Murolo sul secondo ferro, rimbalzo di Pilo che ora ci mette anche grande energia. Marzaioli qui fermato con il fallo, secondo gli arbitri, nonostante le proteste di coach Porfidia, erano perfettamente perpendicolari le braccia di Murolo, sempre a giudizio dei due fischietti. Forse si era fatto un po' ingolosire dal pallone il numero 77 in canotta blu. Marzaioli segna il primo tiro libero, nonostante questo tentativo di disturbo da parte di Capua, che ci riprova, e probabilmente la cosa dovrebbe essere seguita con maggiore attenzione dagli arbitri. Tiro da 3 allo scadere del terzo quarto, ancora realizzato da Battipaglia, che chiude al 30esimo sul più 12, 66-54. Questo è il punteggio, partita ancora in salita per la fotodinamico. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SVC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Talete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Inizia l'ultimo quarto, ultimi 10 minuti a disposizione per i Pirati che devono assolutamente rimettere in piedi le cose per non perdere il vantaggio del fattore campo nella serie. Pilo prova a sfondare, penetrazione con la mano destra, segno. Gran canestro qui per Pilo, meno 10, 56-66. Murolo dall'altra parte, verso Di Capua, e poi c'è l'uscita di Norcino, è pronto per il blocco Filippi. Ancora Norcino, decisivo a dir poco anche oggi. Prova a battere qui Pilo, ci riesce. Di Capua da 3, tiro aperto a segno Di Capua per il più 13, 69-56. Va elogiata assolutamente la capacità della Treofan in situazioni tutt'altro che semplici di mettere tiri pesanti, anche di costruire, insomma, di tiri aperti, di mettere nelle condizioni migliori possibili le proprie bocche da fuoco, Norcino e Murolo, ma ottima prova anche quest'oggi dai giocatori di contorno. Poi in ombra Numba, però bene Murolo, sprazzi di qualità anche da Cusenza. Qui c'è il fallo e la fotodinamico può rimettere in gioco da zona offensiva. Trionfo da Marzaioli a prendersi il blocco di Samoggia, step back, tiro da 3, Marzaioli di tabella, segno forse anche con un contatto. Risponde dunque a Di Capua, riportando il bianco-blu sul meno 10. Gran prestazione balistica di Domenico Marzaioli, in fiducia col tiro da 3 punti, poi penetrazione concessa a Murolo, che si nutre di queste situazioni per essere incisivo all'interno delle partite. 71-59. Ancora un tiro da 3 punti, ancora a segno la fotodinamico, che non vuole perdere terreno, anzi vuole riportarsi definitivamente a contatto. Norcino, Cusenza e poi Di Capua, lo show difensivo di Samoggia sul pick and roll. Di Capua stavolta sceglie la penetrazione, si prende un tiro difficilissimo e viene premiato dal fischio arbitrale. Il Trionfo va a sostenere la bontà della sua difesa. Di Capua si era un po' complicato la vita, ottiene questo fischio che dà una mano, fischio diciamo così non parso del tutto limpido ai più. Di Capua segna il primo libero.
dentro anche il secondo, più 11, 73-62. Marzaioli per Vanuzzo, troppa pressione qui di Filippi, fischio che sa un po' di compensazione forse per l'errore commesso in precedenza. Fuori Filippi, torna Visentin. Marzaioli ora sul blocco di Vanuzzo, accetta il cambio difensivo. Visentin che resta con lui. Andiamo Marzaioli che cambia opzione, stavolta va in penetrazione, perde però il controllo del pallone. Allora si rinizia da Di Capua. Dal palleggio Di Capua, stavolta c'è il pallone in angolo, il tiro sbagliato però da Visentin, il rimbalzo per la fotodinamico. Ora Graviano, prova a buttarsi dentro in penetrazione, ottimo lo scarico. Marzaioli in ritmo sul secondo ferro, tap out a rimbalzo di Vanuzzo, non vale però l'extra possesso bianco-blu. Di Capua, mette palla per terra contro Trionfo, tiro cadendo all'indietro sbagliato, stava per mettere anche questo però Vincenzo Di Capua, sarebbe stato un canestro veramente dal quoziente di difficoltà altissimo. Graviano, Marzaioli prova a buttarsi dentro, qui lamenta un fallo che non viene però ravvisato dai due arbitri. Allora la transizione di Battipaglia letale con Norcino, 76-62, più 14. Ora sembra difficile ricucire questo tentativo di fuga, anche se manca ancora parecchio alla conclusione della gara. Graviano, Samoggia, alto basso qui tra Trionfo e Vanuzzo, ben giocato, due facili per il capitano bianco-blu. Senza far circolare per Di Capua, qui al limite del fallo in attacco che arriva, bravo Trionfo a far notare il contatto. Di Capua si era leggermente sbilanciato usando il braccio esterno. Allora palla persa dalla Treofan. Circolazione perimetrale della fotodinamico, che si affida al post basso di Trionfo. Buona anche qui la lettura, extra pass. Samoggia in ritmo da 3, non arriva il canestro. Anumba a rimbalzo prova a trattenere Vanuzzo che gli aveva preso il tempo. Allora un bel fallo con lo stesso numero 10, la formazione Campana che si accusa del fallo. Rimessa dal fondo Graviano, provare a rimettere in piedi questa gara. Trionfo e ancora Graviano sul blocco di Samoggia, va dentro in penetrazione, qui lo scarico e preda facilmente di Vincenzo Di Capua. Sta lentamente, forse anche inesorabilmente, scivolando via questa partita dalle mani della fotodinamico. Norcino tiene il cambio difensivo. Samoggia, tiro da 3 difficilissimo, infatti sbagliato, molto bravo qui Samoggia anche in zona difensiva. Graviano con il cambio di mano di fronte a Di Capua che lo trattiene in maniera evidente, battuto sull'accelerazione improvvisa di Graviano. Fallo personale per Vincenzo Di Capua, veramente strepitoso a tratti quest'oggi. Due liberi a disposizione per Graviano, che però sbaglia il primo. Una stagione in cui ha tirato molto bene dalla
lunetta. 1 su 2. Meno 11, 76 a 65. Sempre in favore di chi attacca. Murolo prende l'arrivo di Visentin, poi penetrazione centrale con contatto, ma lo tiene bene, ma segno ancora Murolo per il più 13 Treofan, 78 a 65. Applaude in panchina Porfidia, chiede ancora intensità ai suoi. Vanuzzo, tripla frontale a segno, il capitano non si vuole arrendere e firma il meno 10. Vediamo se le percentuali torneranno a premiare. Ora la fotodinamico qui di Capua cerca un po' troppi effetti speciali, offre questo contropiede a Marzaioli, cancellato da Anumba. Giocatore, ripetiamo, di grande atletismo, lo si è visto in questo caso. Fotodinamico ad ogni modo avrà a disposizione la rimessa in gioco da zona d'attacco. Graviano, accoppiato con Norcino, lo porta a spalle a canestro, apre bene Vanuzzo, altra tripla a segno per il meno 7. Attenzione perché i pirati provano un altro arrembaggio, qui tiro di qualità nato dalla lettura di Graviano, esplorato in post basso, c'era un tiro da 3 punti con spazio per Vanuzzo. Dunque nuovo attacco di qualità per la fotodinamico dopo una fase difficile, quella centrale della partita. Questa invece è una tripla un po' trovata da Cusenza, ma vale comunque 3 punti, sono quelli del più 10, una mazzata per il morale dei bianco-blu che stavano cercando di riaprire una partita improvvisamente diventata stregata. Piazzato per trionfo, poi fallo di Vanuzzo a quanto pare, sembrerebbe questa la chiamata arbitrale. Il pallone è offerto alla Treofan per la rimessa dal fondo. Schema pollice per Murolo che riparte, vuole blindare il successo di Battipaglia in gara 1 di Capua. Qui contro trionfo, mette la retromarcia e poi va a prendersi il blocco di Cusenza, tiene e passa davanti al blocco trionfo, passo d'incrocio di Capua, sbaglia, Visentin si fa largo usando un po' troppo le spalle al rimbalzo, dunque c'è il fallo del 19 che spinge, questa è la segnalazione dell'arbitro al tavolo degli ufficiali di campo. Sono liberi per la fotodinamico con Giuliano Samoggia. 81 a 71 il punteggio, Samoggia con un errore abbastanza sanguinoso qui perché c'è bisogno davvero di ogni punto per rimetterla in piedi, segna il secondo. Il fotodinamico torna quantomeno in singola cifra di svantaggio, 81 a 72. Norcino, è pronto il blocco di Visentin, ancora Norcino, gira sul blocco e poi si prende la tripla sbagliata, lotta furiosa, rimbalzo, Vanuzzo ne esce vincitore, offre la sfera per Graviano, linea di fondo, passaggio di apertura, Marzaioli da 3, Domenico Marzaioli, 75 a 81, attenzione perché non è finita, e il cuore dei pirati ora deve assolutamente venire fuori. Murolo, Norcino, tifo assordante al Palacus. Il movimento di Di Capua che come sempre va a prendersi i palloni più pesanti per la sua squadra, tiene il cambio difensivo, Vanuzzo allo scadere dei 24, una tabellata per Di Capua, attenzione perché potrebbe
girare proprio sul più bello, l'inerzia psicologica della partita. Fotodinamico in rimonta, meno 6, 81 a 75, la Treofan che non muove il tabellino da un bel po' di tempo. Graviano dal palleggio, Vanuzzo occupa il centro dell'area, Samoggia che poi sale per il pick and roll in penetrazione, canestro in reverse, Mauro Graviano, il pirata per eccellenza, a segno, e time out Porfidia che ora teme il ritorno dei bianco-blu. Le squadre bianco-blu in rimonta, meno 4, 81 a 77, e ora la panchina chiede ulteriore incitamento da parte del pubblico. Ripetiamo, Palacus stracolmo oggi per sostenere la squadra cagliaritana. Di Capua accoppiato con Trionfo, passa ancora davanti sul blocco, tiro da 3 per Norcino, mamma mia che canestro per Mattia Norcino, con un pallone pesantissimo, l'ha messo dentro e ora deve rispondere immediatamente. La fotodinamico, penetrazione centrale, a segno Graviano ancora in gran fiducia, 84 a 79, sempre meno 5. Vediamo se Battipaglia mantiene la freddezza mostrata in precedenza da Norcino, potrebbe aver segnato il canestro decisivo della partita. Il numero 0 in possesso del pallone, qui nell'accoppiamento con Graviano, sale Visentin per il blocco, penetrazione centrale, grande scarico a segno, bellissima lettura, Battipaglia a realizzare il canestro dell'86 a 79. Nuovo time out, stavolta chiamato da coach Fioravanti. Sembra difficile mettere in piedi ora una partita, manca poco, diciamo, sembra difficile mettere in piedi una partita complicata sul meno 7 con Battipaglia che nei momenti di difficoltà continua ad attaccare con lucidità, con letture intelligenti, e il protagonista assoluto in questo finale è Norcino, dopo che Di Capua ha permesso ai suoi di entrare in partita. Nel primo quarto Di Capua non sta benissimo, lo vedete in panchina. Forse in debito di ossigeno, viene richiesta anche l'intervento del medico e richiamata l'attenzione degli arbitri. Intanto sembra essere tutto pronto per la ripresa del gioco. Ripetiamo, più 7 Battipaglia, 86 a 79. E vediamo se la squadra di Fioravanti ha la forza, le energie per un nuovo assalto, ora o mai più. Vanuzzo, rimessa in zona d'attacco, Marzaioli si prende subito il tiro da 3, Marzaioli lo mette, 82 a 86, meno 4, non si arrendono i pirati. Norcino deve spendere il fallo, ovviamente Graviano lo fa sul giocatore però meno indicato, Mattia Norcino, che a questo punto avrà a disposizione dei liberi. Torna Pilo, tiratore scelto per questo finale, non ci sono liberi, c'è la rimessa dal fondo, non è ancora in bonus Battipaglia. Cusenza con la rimessa dal fondo, Murolo, Battipaglia riesce a guadagnare qualche secondo e ottiene anche il fallo. Si resta lì, da spendere immediatamente, il prima possibile, ancora il fallo, infrazione di passi qui, attenzione, passi per Di Capua. Colpo di scena per
perché ora la fotodinamico recupera il pallone. Più 4 per chi difende, ricordiamo Marzaioli alla rimessa. Uscita dal blocco di Pilo, riceve Samoggia, difficile il tiro per la difesa molto fisica di Visentin, troppo secondo la lettura arbitrale. Allora bel fallo guadagnato da Giuliano Samoggia, già pronto in lunetta, può portare la fotodinamico sul -2. Liberi pesanti per l'ala sassarese, ex Fortitudo Bologna. Sbaglia però il primo. Errore pesante per Samoggia dopo una prestazione davvero importante per larghissimi tratti. Dentro il secondo, -3, un possesso comunque di distanza tra le due formazioni e altro time out in campo. Norcino a rimettere in gioco per Battipaglia. Blocco di Visentin, riceve numero 0 Cusenza. Samoggia va a spendere il fallo. Ancora rimessa la metà campo offensiva Norcino. Murolo seguito da Marzaioli, di Capua. Trionfo spende il fallo. Allora vediamo se è freddo ancora dalla lunetta Vincenzo Di Capua. Disturbato qui al pubblico del Palacus. Nessun problema per Di Capua, il primo libero assegno. 87-83. Dentro anche il secondo per Di Capua, non trema la sua mano. 88-83 più 5 Treofan. E ora veramente durissima. Ci vuole un canestro rapido, magari da 3 punti. Infatti subito Marzaioli va a prendersi il pallone, prova ad accelerare in linea di fondo, segna Marzaioli. 85-88. Palla recuperata, attenzione perché la fotodinamico può prendersi l'ultima tripla e pareggiare questa partita proprio in extremis. Marzaioli, un buon tiro sbagliato, e allora finisce qui la Treofan Battipaglia, espugna il Palacus di Cagliari in gara 1 di playout. Qui il pubblico non ci aiuta assolutamente nel mostrarvi quanto sta succedendo in campo. Proviamo a rimettere ordine. Battipaglia che espugna il Palacus con il punteggio finale di 88-85. 26 punti per Vincenzo Di Capua, MVP della partita assolutamente. Dall'altra parte invece non sono bastati i 24 di Marzaioli e i 25 di Giuliano Samoggia.